Amen. Buongiorno a tutti. Invito tutti i nostri fratelli che sono fuori. Siamo arrivati presto, no? Il mio consiglio è sempre: arrivate presto, chiacchierate, no? Socializzate, no? Fate amicizia, conoscetevi l'un l'altro, perché così è più semplice, no? Anche quando noi preghiamo per le persone, intercediamo, quando le persone hanno un volto, hanno un profumo, hanno qualcosa che ci fa ricordare loro, lo facciamo in modo diverso. Amen. Ma da adesso in poi non è più il momento di socializzare. Tu che stai entrando puoi salutare i tuoi fratelli dopo, perché noi siamo venuti qui per un unico scopo, che è quello di cercare il Signore. Quello è lo scopo più importante, no? Ieri noi siamo stati lì in montagna, non so, sopra Schio. Siamo stati in un campeggio di donne, è stata una cosa meravigliosa ciò che Dio ha fatto lì. E io parlavo con loro, no? Noi diciamo che non parliamo, diciamo che siamo, ma no, noi parliamo anche troppo, perché è incredibile vedere i pastori che chiedono: possiamo stare in silenzio, no? Allora parliamo tanto, no? Ma questo è il momento di cercare il Signore, di leggere la sua parola, di offrire a Lui un culto di lode, di adorazione. Noi siamo nella casa del papà e questo è giusto, ma dobbiamo anche rispettare la casa del papà. Amen. Vi invito ad alzarvi, amen, ad aprire la vostra Bibbia nel Salmo 30, amen. Salmo 30, il nostro ministro oggi ha scelto il Salmo, gloria a Dio per questo. No, oggi noi abbiamo un esordiente qua nell'amministrazione della lode. No, avremo Renato che ci guiderà nella lode stamattina, amen. Gloria a Dio per questo. Abbiamo un esordiente nel contrabbasso, il marito di Gabi, no? Il Signore si sta muovendo, sta crescendo il suo regno, gloria a Dio per questo, amen, amen, amen. Espressioni di lode per la liberazione, amen. Cantico per l'inaugurazione della casa, amen. Noi ogni domenica inauguriamo questo posto di nuovo e diciamo: Signore, vieni. Questa casa è tua, amen. Io ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. Oh Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. Oh Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore, voi suoi fedeli. Celebrate la sua santità, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. E poi, si andando verso la fine, nell'11 dice: tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Oh Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Amen. Signore, noi ti ringraziamo per questa mattina, Signore. Noi ti lodiamo perché abbiamo vita, perché siamo qui, perché abbiamo scelto, Signore, di venire alla tua casa, di offrire a te un culto di lode, di adorazione, un trono di gloria, perché tu sei meritevole, Signore, di tutto ciò che noi siamo, che noi abbiamo, Signore. Noi ti ringraziamo per la tua grazia, Signore, per il tuo favore, Signore, sulla nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, perché così come ci ha garantito la tua parola, ci garantisci la tua misericordia, stamattina si è rinnovata sulla nostra vita, Signore. Tu ci dai delle nuove chance, noi ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo, Signore, perché fa caldo, Signore, sta arrivando l'estate, Signore, ma tu ci sostieni, tu ci dai tutto ciò che noi abbiamo bisogno, Signore.
Grazie per ancora un anno lettivo che è finito, Signore. I nostri figli, Signore, sono in ferie, sì, Signore, ma noi vediamo che Tu li hai protetti per tutto questo anno, Signore. E io ti chiedo nel nome di Gesù, continua a proteggerli, Signore, per tutta l'estate, Signore, liberando da ogni male, Signore, nel nome di Gesù, da ogni incidente, da ogni malessere, da ogni invito di Satana sulla loro vita, Signore. Noi scacciamo, Signore, ogni invito, Signore, maligno sulla vita dei nostri figli, Signore. Ogni proposta che non viene da Te, Signore, nel nome di Gesù. Signore, noi preghiamo per quelli che non hanno potuto venire, Signore, che sono a lavoro, Signore, quelli che sono malati, Signore, quelli che si sentono scoraggiati, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Porta grazia, Signore, sulla loro vita. Porta grazia sulla loro casa, Signore, nel nome di Gesù. Noi benediciamo ogni casa che si è aperta attraverso lo schermo, che ci stanno guardando adesso, Signore. Che la Tua presenza possa invadere ogni stanza di casa loro, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, Tu hai libertà in questo posto. Tu ci hai dato gioia perché noi possiamo benedirti eternamente, Signore. Noi ti benediremo, Signore. Noi ti celebreremo, Signore, noi ti loderemo, Signore, per tutti i giorni della nostra vita, Signore, perché Tu sei santo. L'anima mia salmeggia Te, Signore. Santo, santo, santo sei. Alleluia. Alleluia, alleluia. Pace a tutti. Buongiorno, buongiorno. Com'è stata la tua settimana? Come hai vissuto la tua settimana? È stata una settimana di adorazione anche questa, no? In questo giorno, oggi, noi iniziamo una nuova settimana. Noi abbiamo la necessità di adorare il Signore anche con le nostre azioni, anche con le nostre scelte, anche con il nostro comportamento. Tutto che facciamo bisogna onorare a Dio, bisogna glorificare a Dio. E oggi noi abbiamo l'opportunità di lodare il Signore anche con la nostra voce, con le nostre canzoni. Dio vuole sentire il tuo cuore, Dio vuole sentire la tua anima. Chi è venuto qua per sentire e per ascoltare una parola di Dio? Alza la mano così. Alleluia. Allora non guardate nessuno che sta qui, nessuno. Noi non abbiamo niente da darvi, niente. Ma il nostro Dio, Lui ce l'ha. Lui ce l'ha. Mettete a nudo il vostro cuore. Mettete a nudo il vostro cuore. Dio vuole sentire quello che hai dentro il tuo cuore. Dio vuole sentire quello che hai dentro la tua anima. Se puoi, chiudete i tuoi occhi e lo diamo insieme. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente. Voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Ancora. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente. Voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente. Voglio alzare la mia voce per dirti
tua grazia. Alzate la mano, dichiara al Signore. Io voglio solo tua presenza. Lo Spirito Santo di Dio vuole sentire la tua voce. Oggi io non ti chiedo niente. Loda il Signore, loda il Signore. Oggi è il primo giorno di questa settimana. Stai iniziando una settimana col Signore. Sei libero per urlare, sei libero per danzare, sei libero nella presenza di Dio. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente. Voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Lasciami abitare. Ancora un'altra volta. Io non voglio più andare via. Non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Lasciami abitare in tua presenza. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente. Voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Alleluia, alleluia. Tu sei davanti a Dio. Lo Spirito Santo di Dio è qui. Lo Spirito Santo di Dio vuole toccare il tuo cuore. Lo Spirito Santo di Dio vuole la tua attenzione. Stai attento, perché lo Spirito Santo vuole parlarti. Alleluia. Fai un applauso al Signore. Fai un applauso al Signore. Lodiamo al Signore. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, il ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua. Loda. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
che spazza via la confusione, che ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, loda il Signore, alleluia, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è il Signore, degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto. Dichiara il Signore, dichiara che quello che è degno è l'agnel di Dio, dichiara colui che è degno. Degno è colui che ha vinto la morte. Ancora. Degno è l'agnel di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnel di Dio, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, guardate i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Con le mani, vai! Un applauso al Signore, un applauso al Signore, alleluia! Alleluia, Gesù. Nostra lode ti tocchi il cuore, che il nostro canto sia un segno, noi siamo qui per te. Dio, siamo qui per te. Il tuo soffio che viene dal cielo porta vita ai nostri cuori, noi siamo qui per te. Noi siamo qui per te. Apriamo i nostri cuori, niente è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Che il nostro grido sia il tuo inno, la tua gloria riempi il cielo, noi siamo qui per te. Dio, siamo qui per te. La tua parola che è potenza,
invita, noi siamo qui per te. Dio, siamo qui per te. Apri il tuo cuore al Signore, apri il tuo cuore, dichiara al Signore. Apriamo i nostri cuori, niente è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Apriamo i nostri cuori, niente è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Riceviamo qui, oh Dio di amor, sei benvenuto qui, ti riceviamo qui, oh Dio di amor, sei benvenuto qui, e ogni parte adori, ci sia un risveglio, oh Dio di amor, sei benvenuto qui, e ogni porta adori, ci sia un risveglio, oh Dio di amor, sei benvenuto qui. Apriamo i nostri cuori, niente è nascosto, noi vogliamo te. Solo tu sei santo, solo tu sei degno, Dio, manda fuoco qui. Alleluia. Un applauso al Signore, un applauso al Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia, Gesù. Amen, alleluia. Lodiamo al Signore, principio sei. Principio sei, promesso a noi, tutto è in te, tutto è per te. La morte che spettava a me, l'hai vinta tu, ora vivo da un'ombra di speranza alla vita nella grazia, non più paure, cammino nella luce, la tua grazia mi riveste col tuo infinito amore, non più catene, la tua verità mi guida e tutti i miei giorni ti seguirò.
principio sei, promesso a noi, tutto è in te, tutto è per te. La morte che aspettava a me, l'hai vinta tu. Ora vivo da un'ombra di speranza alla vita nella grazia. Non più paure, non più paure, cammino nella luce, la tua grazia mi riveste, col tuo infinito amore, non più catene, la tua verità mi guida e tutti i miei giorni ti seguirò. Alleluia. Dalle tenebre alla luce, dal lutto in danza, dal dolore in gioia, dalla morte alla vita. Dalle tenebre alla luce, dal lutto in danza, dal dolore in gioia, dalla morte alla vita. Dalla morte alla vita, dalla morte alla vita. Alleluia. Puoi lodare il Signore perché Dio ti ha fatto salire dalle tenebre alla luce. Puoi lodare il Signore, tu puoi lodare il Signore, alza le tue mani. Non ti ho paure, cammino nella luce, la tua grazia mi riveste, col tuo infinito amore, non più catene, la tua verità mi guida e tutti i miei giorni ti seguirò. Non più paure, cammino nella luce, la tua grazia mi riveste, col tuo infinito amore, non più catene, la tua verità mi guida e tutti i miei giorni ti seguirò, ti seguirò. Alleluia, un applauso al Signore, un applauso al Signore. Se poi, apri la tua Bibbia adesso, 2 Corinzi, capitolo 9. Leggiamo il 7. Dice così. 2 Corinzi 9, 7.
ciascuno dia secondo ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Io voglio invitarti a stare in piedi, perché così riesci a cessare bene le tue tasche. Perché Dio ama quello che dona con gioia. Dio ama quello che dona non solo i soldi. Nell'inizio ho chiesto come è stata la tua settimana e chiedo perché. Perché? Perché se noi guardiamo intorno a noi abbiamo persone che noi possiamo aiutare con il nostro tempo, con la nostra fiducia, con il nostro talento e anche con i nostri soldi. Ma la gioia con che noi facciamo tutto questo, tutta questa adorazione che noi facciamo alla settimana, è il termometro della nostra vita, è il termometro della nostra gratitudine. E adesso io voglio invitarti a pregare, perché se tu sei stato una persona che non riesce a guardare intorno, io voglio che sappia che dove meno aspetti c'è una persona che ha bisogno di almeno un abbraccio. Non sappiamo, ma sicuramente ci sono. Preghiamo insieme. Signore Gesù, grazie per le tue benedizioni. Grazie Dio per il nostro lavoro. Grazie Dio perché non ci manca niente. Grazie Dio per la salvezza. Grazie Dio. Ti ringraziamo Papa. Ti ringraziamo. Potete portare qui davanti le vostre offerte, ma lo daremo al Signore. Sei libero, ma lo faccia con gioia. Lo faccia con gioia, perché questo è il termometro della vostra gratitudine. Ti sto aspettando qui. Ho già chiuso la porta, puoi venire. Ti sto aspettando per fare ciò che devi fare. Il mio cuore ormai aperto sta. In questo luogo vieni, riempimi. Ti consegno ciò che ho e sono, e anche chi non so. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente, voglio alzare la mia voce e dirti che la tua grazia già mi basta. Alleluia. Lodiamo il Signore. Ti sto aspettando qui. Ho già chiuso la porta, puoi venire. Ti sto aspettando per fare ciò che devi fare. Solo Lui può fare qualcosa per noi. Il mio cuore ormai aperto sta. In questo luogo vieni, riempimi. Ti consegno ciò che ho e sono, e anche chi non so. La presenza di Dio, alleluia. Voglio
voglio solo tua presenza. Alleluia. Oggi io non ti chiedo niente, voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente, voglio alzare la mia voce. La tua grazia ci basta, Dio. Puoi dichiarare. La tua Dichiara il Signore. grazia mi basta. Io non voglio più È la meglio presenza. andare via. È lì che dobbiamo stare. Tutti i giorni, tutta la settimana, tutta la vita. Con le nostre azioni, Io non voglio con le nostre scelte. La andare presenza di via. Dio. Lasciami abitare in tua presenza. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Lasciami abitare in tua presenza. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente, voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio solo tua presenza. Oggi io non ti chiedo niente, voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Lasciami abitare in tua presenza. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Io non voglio più andare via. Lasciami abitare in tua presenza. Io voglio solo tua presenza. Loda il Signore. Loda il Signore. Oggi io non ti chiedo niente, voglio alzare la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Io voglio solo tua presenza. Sai che noi abbiamo letto il Salmo 30. Io voglio raccontarvi velocemente un'esperienza, no? Abbiamo letto che anche se la notte è lunga, forse noi dimentichiamo
che Dio ci sta preparando la mattina. Ma come noi riusciamo forse a capire? Noi abbiamo per abitudine, non aspettare il giorno malvagio, e il giorno malvagio arriva per tutti arriva il giorno malvagio. Non importa se sei povero, se sei ricco, se sei basso, se sei alto, se sei biondo, non importa. Ma noi non aspettiamo, noi semplicemente ci fermiamo tutti i giorni e chiediamo le benedizioni. Noi chiediamo quello che ci serve, quello che farebbe felice il nostro cuore. Io quero farti capire. Chi è già stato ricoverato in ospedale qui? Io sono stato 2 anni fa. È stato molto breve, molto veloce. Sono stati 3 giorni. Il pastore ricorda, no? Parlavo molto male l'italiano ancora. Io non avevo neanche un recapito telefonico da lasciare in ospedale. Non avevo neanche. Ho lasciato il recapito del pastore. Ma io voglio farti questa illustrazione nel senso che quando tu sei lì dentro, e io sono passato lì 3 giorni, tu cominci a non capire mai quando è giorno, quando è notte. Perché quando viene il sonno, prendi sonno, quando ti svegli, e forse non sai neanche se è giorno, se è notte, perché è tutto chiuso come qua forse. Ma io voglio farti capire una cosa. Quando Dio ci dice che Lui sta preparando la mattina, noi abbiamo l'ansia di sapere, di capire di quando sarà, quando arriverà la mattina. Ma io voglio aprire i tuoi occhi. Lo Spirito Santo di Dio vuole aprire i tuoi occhi dicendo che la notte è lunga per quello che passa la notte sveglio. Perché quando tu prendi sonno, e è già successo con tutti, non è possibile che solo con me, ma quando prendi sonno lì verso mezzanotte e bisogna svegliarti presto alle 5-6, sembra che hai dormito 5 minuti. Ma per quello che ha passato la notte in ospedale o semplicemente lì in fianco facendo cura, facendo lì, ha passato svegliato. Quello sicuramente ha visto ogni secondo passare. Ma Dio ti invita oggi a riposare in Dio, a fidarsi. Deve confidare in Dio al 100%. È difficile, è una roba che deve essere lavorata, deve essere sviluppata ogni giorno. Porta questa parola dentro il tuo cuore, perché anche se ho già vissuto questa cosa e anche se lo Spirito Santo mi ha già insegnato, anche oggi trovo difficoltà per vivere questa realtà, perché l'ansia viene sempre. Noi vogliamo che le cose si risolvano presto. Alleluia. Fai un applauso al Signore. Alleluia. Lodiamo il Signore perché Lui è santo. Solo Lui è santo, solo Lui è degno. Consegna tutto al Signore stamattina, è il primo giorno della settimana. Sul trono di gloria, mio Salvatore, tu mi accogli nel tuo amore. Non sono degno di maestà, ma tu mi avvolgi in regalità. Le mie corone lancio ai piedi tuoi. Tu sei santo, santo,
La mia vita offro oggi a te, perché degno, così degno sei. Apri il tuo cuore, mettete il tuo cuore nudo davanti al Signore. Lo Spirito Santo vuole sentire il tuo cuore. Il volto tuo io cercherò, poiché il tuo sangue mi riscattò. Io mi arrendo davanti al Re, e ciò che sono consegno a te. Le mie corone, Lascia tutto davanti ai piedi. Questo è il momento. Questo è il momento della consegna. Santo, la mia vita offro oggi a te, perché degno, così degno, le mie corone lancia ai piedi. Perché tutta la gloria deve essere data al Signore. Tu sei santo, Perché la nostra vita santo, deve essere per glorificare il Signore. Vita offro oggi a te, perché degno, così degno sei. In questo culto, questo sarà l'ultimo momento che avrai l'opportunità di dichiarare come gli angeli dichiarano che Lui è santo, che Lui è santo. Santo, santo, santo è. Santo è. Santo, santo, santo è l'Agnello che è sul trono. Insieme al cielo, Insieme al cielo. Tu stai dichiarando insieme al cielo. Santo, santo, Non è possibile che non riesci a sentire. Lo Spirito Santo vuole toccare il tuo cuore. Lui vuole sentire la tua voce. Lui vuole sentire il tuo cuore. Dichiari santo, santo. Tu sei libero. Tu sei libero. Insieme al cielo innalziamo canto eterno al Re. Santo, 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 santo. Insieme al cielo innalziamo canto eterno al Re. Le mie corone lancia ai piedi tuoi. Tu sei santo, santo.
Un applauso al Signore, a colui che è degno di tutto onore, di tutta gloria. Alleluia. Amém. Glória a Dio. Applaudiamo di nuovo il Signore, più forte che puoi. Alleluia. Il Signore sia lodato. Potete accomodarvi per favore? No? Oggi possiamo accendere le luci per favore? Bravi, grazie. Oggi noi abbiamo come ospite l'Ines. Vorrei invitare qui davanti Ines. Riceviamo Ines con un applauso a Gesù. Amen. Ines è una cantante che loda il Signore. Vieni qua, Ines. No? Chi si ricorda di Angelo Maugeri? Vi ricordate di Angelo Maugeri, no? Angelo Maugeri ha questo ministero che si chiama Hopeful Music, no? E Ines è un'altra cantante, no? Abbiamo già ricevuto tanti qui in chiesa. Ines è un'altra cantante del ministero Hopeful Music, no? E lei condividerà un po' di quello che il Signore ha versato nel suo cuore, no? Delle musiche, no? Che loro hanno registrate lì in questo ministero, no? E noi loderemo al Signore insieme a lei. Amen? Applaudiamo Gesù e sentiamo Ines. Che Dio ti benedica. Grazie, pastore. Alleluia. Buongiorno a tutti. E sono Ines Keren e come l'ha già accennato il pastore, vengo da Hopeful Music e ringrazio Angelo Maugeri che ha visto questa luce in me, che mi ha dato l'opportunità di partecipare a J Factor e ho vinto la 15ª, l'edizione di J Factor. Amen. E allora io vengo da Costa d'Avorio e sono cresciuta con mia nonna. Vi racconto un po' un pezzo della mia storia. Sono vissuta con mia nonna e qualcuno può chiedere ma perché sei cresciuta con tua nonna? Allora perché mia mamma mi ha avuto a 15 anni e dopo 6 mesi quando lei ha partorito è venuta qua in Italia. E io sono rimasta con mia nonna e non sono riconosciuta da mio papà, non lo conosco, non so chi è, ecco. Quindi crescendo con mia nonna vedevo solo lei come mamma, papà, quindi la chiamavo mamma. E succede che un giorno lei è andata in chiesa, era una veglia venerdì sera e sabato mattina tornava a casa e lei ha avuto un incidente e è morta sul colpo, ecco. E quindi immaginate un po', sono rimasta da sola, non avevo proprio più nessuno, ero smarrita proprio e lì pensavo che tutto era finito per me, ma avevo un Dio di miracoli che era vicino a me, che mi ha sempre seguito, mi ha sempre dato una mano, mi ha sempre aiutato. Dove pensavo che tutto era finito, Dio mi ha ricominciato. Alleluia. E ha messo nel cuore di mia mamma e lei mi ha fatto venire qua vicino a lei. E oggi mi vedete qua davanti a voi. Non è stato facile e avevo tutte le porte chiuse, non avevo zia, zio, ma Dio mi ha fatto capire che quando tutte le porte sono chiuse, Lui apre un'altra porta più grande. Alleluia. Quindi per quello stamattina vorrei cantare il Signore dei miracoli, perché veramente sono un miracolo di Dio. Amen. Un po' più di base, per favore.
Quando il mondo chiude le porte, la tua parola è faro nella notte. Quando le speranze sembrano perse, tu sei la guida che mai si smentisce. Oh Lord, Signore dei miracoli, amore infinito, nel dubbio e negli ostacoli, nel tempestoso grido, la tua mano invincibile e guida sicura, con te ogni sfida alla sua cura. Nel silenzio ascolto la tua voce chiara, con te ogni fine è una nuova partenza. Non cammino da sola nell'ombra, le tue promesse luce che abbraccia. Affiancami, Signore, nel viaggio, dammi forza e coraggio, Signore dei miracoli, amore infinito, nel dubbio e negli ostacoli, nel tempestoso grido, la tua mano invincibile e guida sicura, con te ogni sfida alla sua cura. Nel silenzio ascolto la tua voce chiara, con te ogni fine è una nuova partenza. Con la tua forza trascendo ogni limite, ogni fine è una nuova partenza. Signore dei miracoli, amore infinito, nel dubbio e negli ostacoli, nel tempestoso grido, la tua mano è invincibile e guida sicura, con te ogni sfida alla sua cura. Nel silenzio ascolto la tua voce chiara, con te ogni fine è una nuova partenza. Amen. Grazie, che Dio vi benedica. E siccome la mia storia è lunga, sono venuta a trovare mia mamma e dopo ho iniziato a lavorare.
e sempre non è stato facile, ma Dio ha preso cura di me e ha camminato sempre con me dove io non ero certa. Lui mi ha guidato dappertutto dove sono andata, dove ho messo i piedi. Io ero molto triste di essere una ragazza che non è cresciuta con i suoi genitori, e quando è così, cioè, sapete, sei un po', cioè, non conosci bene la tua identità, non sai se sei amata o non sei amata, se ti hanno voluto, no? Ecco. E Dio mi ha fatto ancora la grazia di incontrare mio marito, e oggi ho una famiglia, 2 bambini, e cioè Dio ha fatto per me un miracolo. Per me lui si è preso veramente cura di me, lui non mi ha dimenticato, lui mi ha fatto capire che io non sono una bambina sbagliata, lui mi ha fatto capire che lui mi ha amato anche quando ero ancora nel grembo di mia mamma. Sapeva il mio nome, conosceva che sarò qua oggi davanti a voi. Alleluia. Quindi per quello vorrei cantare il secondo che, scusate, Dio prende cura di me. Ecco. No, il secondo. Amen. C'è un problema? Ok. Amen. Intanto che sì, intanto che sistemano tutto, e posso dare un'altra testimonianza per J Factor e come ho potuto partecipare a questo concorso. Allora, un giorno in chiesa è venuto Angelo Maugeri, perché noi la nostra chiesa è a San Bonifacio, e lui è arrivato, io non c'ero perché stavo male, ero a casa, e ha annunciato che lui fa questo concorso, J Factor, tutto. Ma io non sapevo niente, siccome ero a casa, quando è arrivato il mio marito Giulio, lui non mi ha detto niente. E siamo andati in vacanza a Barcellona e ho una zia che è a Trieste, e lei che mi manda un link, mi fa guarda Ines, iscriviti a questo concorso e cioè, vai a partecipare, vedrai che io sento che Dio ti chiama lì. Ho detto, oh zia, siccome io sono una che mi nascondo sempre, faccio, oh zia, cioè, io questo concorso ho paura di partecipare perché non lo so, vado e dopo, cioè, quindi io non ho voglia di... Lei mi fa, dai, vai, iscriviti. E ha detto anche a Giulio, quindi lui ha fatto l'iscrizione, e c'era 2 cose da fare. Fai un video, canti e dopo manda allo staff. Se ti hanno ritenuto, dopo vai a fare le audizioni, ecco. E mi hanno preso, sono andata a fare le audizioni. Anche lì mi hanno preso, quindi sono passata in finale, ecco. E mi sa 4 giorni prima della finale sono stata male, ma quando dico che sono stata male, malissima, perché ho avuto male di gola, proprio male di gola, cioè per una persona che va a fare un concorso di, non so, devi cantare davanti a 600 persone, è la prima volta, cioè avevo questi 2 amidali, non so se si dice così, sì, gonfio, ma proprio non potevo neanche mandare giù la mia saliva, e con questo dolore, con la febbre, sono andata
a partecipare a questo concorso. Sono arrivata lì che non avevo la voce, dico anche il mio nome tu non senti. E abbiamo fatto il sound check, Angelo che mi fa, ma come facciamo? Adesso a posto? Ok, grazie. Ok. ok, va bene. Allora, arrivo lì, ho fatto il sound check, ho iniziato a cantare, Angelo mi fa, ma come sei messa tu? Ho detto, 4 giorni fa sono stata male, ancora adesso ho la febbre, male di gola, non so. Come la mettiamo? Ho detto, Dio farà qualcosa, se no io non so. Cioè, se proprio quando arriva il momento che non ho ancora la voce, è meglio di non chiamarmi su. Mi fa, ma no, devi cantare. Ho finito di cantare, sono andata a sedermi, ma ho iniziato a pregare. È arrivato il mio tono, sono salita sul palco. Quando mi hanno messo la base, ho aperto la bocca, ho iniziato a cantare, ho detto, cioè, ma proprio mi sono tirata dietro, ho detto, ma questa è la mia voce, perché non avevo niente. E ho cantato, ma non so dove è uscita questa voce, ho capito lì che era Dio, perché prima di andare mi sono inginocchiata e ho detto, Signore, io non sono nessuno, non ho niente, vado lì per adorarti. E proprio Dio ha fatto ancora un miracolo lì e sono passata, ho vinto, veramente ringrazio il Signore perché Lui è buono. Alleluia, sì, possiamo andare con il secondo. Un po' di base. Ero sempre giù, nei miei orizzonti capovolti. Possiamo alzarsi, non mi accettavo più. Gli altri se ne erano accorti che avevo bisogno di abbracci sinceri, promesse che non fossero solo illusioni e giorni felici, nuovi sorrisi. Ti prendi cura di me, di me, di me. Io non ho paura così vicino a te. Non ho aspettato il tramonto, né un grido né un pianto, e tirami via dal fondo. Ti prendi cura del mio cuore, mio cuore. E mi risplende come il sole, il sole. Non ho paura di scegliere, perché non posso confondere tutto il resto col tuo amore. Non vedevo e tu mi hai riaperto gli occhi ed ora non desidero di più che stare con te, perché avevo bisogno di abbracci sinceri, promesse che non fossero solo illusioni e giorni felici, nuovi sorrisi. Ti prendi cura di me, di me, di me. Io non ho paura così vicino a te. Non ho aspettato il tramonto, né un grido né un pianto, e tirami via dal fondo. Ti prendi cura del mio cuore, mio cuore. E mi risplende come il sole, il sole. Non ho paura di scegliere, perché non posso confondere tutto il resto col tuo amore. Amen. Grazie. Grazie a te Ines, che Dio ti benedica. Amen. Potete accomodarvi per favore.
Gloria a Dio. Che bello, no? Lodato sia il Signore, no? Che noi sappiamo che il mercato della musica qui in Italia no, è molto diverso di altre nazioni. In Brasile, per esempio, i cantanti diventano ricchissimi, no? Facendo musica, sia la gospel che altre, perché è una nazione molto grande e quelli che cantano gospel hanno un mercato grandissimo, perché oggi in Brasile noi siamo quasi a più di 40% di cristiani in Brasile. Dai 200 passa milioni di abitanti, quasi 40 o più di 40% sono cristiani evangelici, non cattolici, cristiani evangelici. Allora è un percentuale molto grande, il mercato è molto grande, ma qui in Italia è molto diverso, è molto diverso. Allora è la nostra preghiera, il nostro incoraggiamento a questi ragazzi che cantano. Ines, vai avanti con questo ministero, no? Io so che sicuramente tu metti del tuo là per uscire, cantare e tutto quanto, no, ma continua, che il Signore possa onorare il tuo lavoro e di tutti gli altri ragazzi della Hopeful Music, no? E anche tutti quelli che sono indipendenti, che il Signore vi possa aiutare, prosperare, provvedere i vostri bisogni, in modo che questo ministero vada avanti per la gloria del Signore. Amen. Siamo felici stamattina? Amen. Siamo tristi stamattina? No. Magari siete più convincenti, no? Siamo felici stamattina? Amen. Gloria a Dio, siete più entusiasti, no? Lodato sia il Signore. No, Mari, che ti chiedo scusa, ma siamo andati avanti con l'orario, magari ci organizziamo per domenica prossima, ok caro? Sì, ok? Allora, quando torni da questa parte noi ci parliamo, ok caro? Mi dispiace. Siamo felici, Mari che ha ricevuto Gesù e voleva condividere, ma noi siamo andati avanti con l'orario e non abbiamo proprio possibilità di sentire. Cercherò di un po' fare un riassunto della parola di oggi, no? In modo che possiamo condividere questa parola che il Signore ha messo nel mio cuore con ognuno di voi, no? Noi stiamo parlando un po' questi giorni di evangelismo. Noi abbiamo iniziato con il Signore ha messo nel mio cuore di tirare la predica del Pentecoste un po' per l'area dell'evangelizzazione. Mi ricordo proprio che abbiamo finito parlando che Atti degli Apostoli non ha una fine. Amen, vi ricordate di questo? E perché non ha una fine? Perché non è ancora finito proprio. Non era finito in quell'epoca e non è ancora finito. Noi dobbiamo dare continuità agli Atti degli Apostoli. La Chiesa deve continuare con l'evangelizzazione, no? Il Signore ci ha dato questo comandamento e noi dobbiamo portare avanti quell'ordine che il Signore ha dato alla sua Chiesa. Allora, Atti degli Apostoli sta succedendo ancora, no? Noi siamo il confine della terra. I discepoli hanno dato quello input nella predicazione del Vangelo e noi stiamo dando continuità a questo. Ma quello un po' che rattrista il mio cuore è che la Chiesa non è più evangelistica come era una volta. La Chiesa un po' si è accomodata, si è tranquillizzata, no? La Chiesa, i fratelli pensano più a sé che agli altri. La Chiesa è un po' così. Io non sto dicendo la nostra Chiesa, sto dicendo la Chiesa globale. No? La Chiesa globale è un po' così e io credo proprio che questa è una strategia del diavolo. Io credo proprio che questa è una strategia dell'inferno contro la Chiesa, portando la Chiesa ad un luogo di conforto, di tranquillità, incentivando le persone all'attivismo, all'individualismo. No, perché oggi noi siamo troppo attaccati alle nostre cose, ad avere, a fare le nostre cose, siamo preoccupati con la nostra famiglia, non che questo sia sbagliato, ma non possiamo neanche concentrare tutte le forze e usare questo come scusa per non fare l'opera che il Signore ha messo nella nostra mano. Amen?
Perché tante volte le distrazioni che Satana mette davanti a noi vieni come una cosa buona. Vieni come una cosa buona. E a volte noi ci attacchiamo a queste cose e dimentichiamo il grande comandamento. Andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E allora è un po' questo che voglio parlare. Noi parleremo oggi di 4 uomini che si sono uniti per cambiare la vita di una persona. 4 uomini che si sono uniti per cambiare la vita di una persona. Chi sa di cosa noi parleremo oggi? Degli uomini che hanno sceso il paralitico per il tetto della casa di Pietro. Amen. Questi uomini si sono messi insieme per cambiare la vita di quello paralitico. Magari abbiamo un fondo musicale lì, no? Se manca pioggia a casa vostra, venite qua, guarda, qua piove davanti, piove dietro. No, dai, che... O meno stiamo al fresco, no? Piove, ma stiamo al fresco. No, gloria a Dio, funziona. Piove un po' qua, un po' là, ma funziona. Si sistemeranno. Sono già venuti, è peggiorato un po', ora piove di più, ma sistemeranno. Lui mi ha promesso che torna e sistema. Noi sappiamo che in questi giorni quei idraulici lavorano tantissimo, no? E allora portiamo pazienza, no? E lui tornerà e farà questi lavori qua. Purtroppo dobbiamo convivere con questo toc, 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 toc. Allora fate attenzione a me, dimenticate il toc, toc, toc là. No, so che vi dà un po' fastidio lì, dà fastidio anche a me, ma andiamo avanti. No? Allora, parlando di questi 4 uomini si sono uniti. La Bibbia non dice nulla di loro. Non sappiamo il nome loro, non sappiamo se erano parenti o meno, se erano amici o meno. Non abbiamo quasi nulla di informazioni. La Bibbia dice soltanto che questi uomini, insieme a altre persone, hanno preso questo incarico e hanno portato avanti. Loro hanno creduto al di là delle circostanze. In quell'epoca una persona che aveva una malattia cronica così, uno che era paralitico, loro credevano che era una persona maledetta. E allora di solito erano messi da parte, non si preoccupavano con loro, no? Vi ricordate di quello che chiedeva l'elemosina davanti alla porta del Tempio? La sua famiglia lo buttava là e lo prendeva a fine pomeriggio. Non è che stavano là, che si prendevano cura di lui. No, lui doveva chiedere l'elemosina per mantenersi, no? E allora loro erano molto disprezzati per conto di questa cultura. E allora è uno che va e fa tutto questo sforzo per guarire, per cercare di far guarire la vita di un paralitico così, è perché c'era tanto amore che muoveva il suo cuore. E questi hanno creduto, hanno sentito parlare di quello che Gesù stava facendo intorno lì, hanno sentito le testimonianze, per questo l'importanza di testimoniare di quello che Gesù fa, no? Perché loro hanno sentito, hanno creduto, sono mossi di questa compassione, di questo amore per quello paralitico, l'hanno messo in una barella, no? E hanno detto, oggi noi faremo guarire quest'uomo qui. Perché se Gesù guarisce, guarirà anche lui. Ci siamo, tu ci sei, ci siamo, andiamo. Sicuramente tanti curiosi si sono messi insieme, no? Perché ci sono sempre andiamo insieme per vedere come finirà questa storia qui. Andiamo insieme per vedere come andrà a finire. Perché la parola dice, se voi potete aprire con me, Marco 2, 1 a 12 noi leggeremo. Marco 2, Marco 2, a 12. E il testo dice così: dopo alcuni giorni, se voi leggete l'1, capite un po' dopo qualche giorno cos'erano questi giorni. Gesù era in Cafarnaum, è uscito, è andato nelle tribù vicine lì, nei villaggi a predicare il Vangelo, e era appena tornato.
Dopo alcuni giorni che lui era uscito e stava tornando, no? Entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. Egli annunciava loro la parola. È interessante che Gesù non perdeva mai l'opportunità di parlare. Gesù non si nascondeva mai. No? Qui era proprio l'inizio del suo ministero, no? Lui stava iniziando il suo ministero, era già famoso per i miracoli che stava compiendo in quella zona lì, ma ogni opportunità che lui aveva, lui apriva la bocca e predicava la parola. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico, no? E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Allora i 4 uomini non erano da soli con il paralitico. C'erano alcuni curiosi, no? Quelli che vengono per vedere se è vero, cosa sta succedendo, no? Perché non era una cosa normale, allora sicuramente tanti si sono messi a seguire loro per strada. Non potendo farlo giungere fino a lui, a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati sono perdonati. Erano seduti lì alcuni degli scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Cosa è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E cosa è successo? Ed egli si alzò. È ovvio, se Gesù ha dato un ordine, le cose succedono. Ed egli si alzò, preso subito il suo lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti quanti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Amen. Alleluia. Chiudete i vostri occhi, per favore. Caro Gesù, noi abbiamo appena letto la tua parola, la parola che tu ci hai lasciati. E noi glorifichiamo il tuo nome, Signore, perché tu hai preso cura, Signore, nel passare del tempo, in modo che la tua parola potesse arrivare, Signore, autentica ad ognuno di noi. Noi ti ringraziamo per questo, Signore. Ti ringraziamo perché tu sei vero, Signore. Ti ringraziamo perché tu non fallisci mai. Ti ringraziamo perché tu ci ascolti, ci benedisci, ci segui in ogni cosa. E oggi, Signore, noi vogliamo chiederti che tu ci possa parlare attraverso la tua parola, che tu ci possa confrontare attraverso la tua parola, che tu possa parlare a ognuno dei cuori qui oggi. Prepara i nostri cuori, togli gli spini, Signore, togli le pietre, Signore, la terra arida, Signore, lavora questa terra, prepara, Signore, la terra dei nostri cuori per ricevere il semine della tua parola, e che questa parola, questi semini possa cadere nei nostri cuori e possa germogliare e dare dei frutti, Signore, portare cambiamento nella nostra vita. Noi ti chiediamo, Signore, che la tua parola non siano soltanto informazioni messe lì, Signore, ma che siano, Padre, parole che vengono per cambiare la nostra vita, cambiare il nostro comportamento, che ci possa confrontare e cambiare la nostra vita. Noi ti chiediamo che il tuo Spirito Santo ci possa ministrare stamattina qui e che il tuo nome in ogni cosa sia glorificato. Amen. Amen. Come stavamo dicendo, Capernaum era la base di Gesù. Gesù girava e passava lì, no, dove era la casa di Pietro, era lì in Betania. Di solito Gesù, quando andava da parte di Betania, passava alla casa di Lazzaro, di Marta e di Maria, riposava là, e quando tornava Gesù riposava sempre lì alla casa di Pietro. E allora Gesù è uscito
ha fatto un giro, no, se voi leggete il capitolo 1, lui sta dicendo, guarda, usciamo un po', andiamo nei villaggi vicini qua perché devo predicare il Vangelo anche a loro. No? Io devo portare la parola anche a loro, perché Gesù aveva sete, no? E il suo cuore bruciava per parlare dell'amore di Dio a tutte quelle persone, per parlare del piano di salvezza che era già preparato per tutti quanti. E allora Gesù era mosso di questo incoraggiamento, di questa voglia, di questo amore per le persone, e lui doveva parlare, non riusciva a stare zitto. In ogni posto che lui andava, lui predicava il Vangelo. E allora, quando lui è rientrato di questo piccolo viaggio che lui ha fatto lì fino a Galilea, lui è rientrato, no? E allora si seppe, come noi abbiamo appena letto, si seppe che lui era a casa. La voce si è sparsa velocemente, no? E quelli 4 uomini hanno sentito, oh, si sente che Gesù è a casa. No, è oggi. Prendiamo Giovanni, diamo un nome qua al paralitico, la Bibbia non dice il nome suo, no, ma diamo un nome. No, prendiamo Giovanni e lo portiamo davanti a Gesù, perché oggi sarà il giorno che Gesù guarirà quest'uomo. Oggi sarà il giorno che Gesù cambierà la vita di quest'uomo. Era una cosa facile. Cosa dite? Non sappiamo quanto distava la casa del paralitico dalla casa di Pietro. Non sappiamo quanto lontano era. Vabbè che non è che i villaggi erano troppo grandi in quell'epoca lì, ma diciamo che anche se fosse 500 metri, che è abbastanza vicino, no? Ma portare un uomo su una barella in 4, magari era un po' grandetto, no? Non si sa mai, la Bibbia non ci dà delle informazioni, ma comunque era una bella impresa. E non era una passeggiata, no, non hanno preso lui per fare un giretto, dai, facciamo lui uscire di casa. No, loro avevano un proposito nel cuore. Noi portiamo lui da Gesù, perché noi abbiamo appena letto, Gesù ha detto, vedendo la loro fede. Loro sono andati lì perché erano sicuri che quello succederebbe. Perché se no non penso proprio che loro avrebbero perso del tempo per provarci. Loro avevano questa certezza nel cuore. Loro avevano fede. E loro hanno creduto oltre le circostanze. Guarda, questo qua è paralitico da una vita. No? Chi potrà mai cambiare la vita di questo uomo? Chi potrà mai cambiare la vita di quest'uomo? Ah, ma c'è un Gesù in giro, no? C'è quest'uomo e lui dice che è figlio di Dio e lui sta facendo dei miracoli meravigliosi. Allora lui può salvare la vita del nostro amico, no? La Bibbia non dice che il paralitico era amico di questi uomini, ma sicuramente lo conoscevano la sua storia e volevano far cambiare la sua storia. Allora l'hanno preso, messo su una barella e ha detto, no, portiamo là perché oggi lui uscirà di là camminando. E così hanno fatto. Questa storia è bellissima. Questa storia è bellissima e quello che dico sempre, no? E sto cercando un po' di parlare questo nella riunione di pastori che noi facciamo, no? Perché noi non capiamo la forza che noi abbiamo quando stiamo insieme. La Chiesa non capisce ancora la forza che ha quando prega insieme. La Bibbia, la Chiesa non capisce ancora la forza che ha quando si muove insieme, quando è allineata secondo i propositi di Dio. E io penso che noi un po' sprechiamo le forze. È quello che stavo dicendo prima, magari noi siamo troppo centrati sulle nostre cose, o magari noi siamo troppo centrati anche sugli interessi della Chiesa. I ministeri della Chiesa, dobbiamo organizzare, dobbiamo fare qua così, no, dobbiamo cantare meglio, allora facciamo le prove, no, perché dobbiamo lavorare con i bambini, tutto quanto, ed è bello. È molto bello tutto questo, noi dobbiamo lavorare, dobbiamo fare del nostro meglio in modo che la Chiesa cresca organizzata, ma noi non possiamo dimenticare mai quello che sta fuori dalla porta della Chiesa. Noi dobbiamo preoccuparci anche con quelli. Magari siamo troppo concentrati, magari siamo in questo attivismo dentro della Chiesa, che noi non siamo legati in quello che sta succedendo fuori. Il mondo sta camminando a passi larghi verso l'inferno e noi siamo qui preoccupati con la Chiesa. È sbagliato? Non è sbagliato. Non è sbagliato.
ma non è il punto principale del Vangelo. Quello che noi dobbiamo capire è che il punto principale del Vangelo, il punto principale della Bibbia, cos'è? Qual è l'argomento principale della parola di Dio? La Bibbia parla di Gesù, tutta la Bibbia, da Genesi a Apocalisse, punta su Gesù e sulla sua missione. E qual è la missione di Gesù? Salvare il perduto. Gesù è venuto per questo. Il Dio che si è fatto uomo è venuto in carne in mezzo a noi, ha dato la sua vita nella croce, ha versato tutto il suo sangue per un proposito. Ha versato il suo sangue per un proposito, per salvarci. Solo noi. Siamo i privilegiati. No. Ci sono quelli che credono che siamo predestinati. E io proprio non riesco a credere in questa cosa. No? Io credo nella prescienza di Dio. Credo nella prescienza di Dio. Io credo che Dio, la sua parola dice questo, che quando noi eravamo in formazione nel grembo della nostra madre, Lui conosceva già tutti i nostri giorni. Perché? Perché Dio è atemporale, Lui va e torna nel tempo, Lui fa quello che vuole. No, se Lui vuole tornare là indietro, torna, se Lui vuole andare avanti, Lui va. Lui sa ogni cosa. Perché? Perché Lui non è preso a questo tempo di 24 su 24. Lui non è preso al nostro orologio. Noi siamo, Lui no. E a volte noi facciamo fatica a capire. Allora io credo nella prescienza di Dio. Dio sa già tutti quelli che devono essere salvati. Il Signore sa già per la sua prescienza. Lui sa già quali saranno le mie scelte, cosa io farò, come io camminerò nella sua presenza. Lui sa già ogni cosa di ognuno di noi. Ma da lì a dire che Lui sceglie quelli che devono essere salvati e quelli che non devono essere salvati, e io proprio non riesco ad andare d'accordo con questa informazione. Perché io non credo in un Dio che possa amare me e non amare te. No, Daniel va in cielo, Emerson invece no. No, noi ce ne andiamo insieme, vero? Arriveremo là insieme e canteremo là nel coro del cielo insieme. No, io ho sempre scherzato con questo, che pregavo al Signore chiedendo: Gesù, mi metti nella band del cielo là, anche se è solo per caricare le casse, no? Per rotolare i cavi. Come si dice? C'è il nome, quello che fa questo lavoro. Hold. Anche se solo per fare il hold là, per dare assistenza. Dai, oh, quell'angelo lì è desaffinato. Io voglio fare parte di questo, io voglio essere là, io voglio essere usato, io voglio lavorare. No, e questo è il mio desiderio, e noi saremo lì. Amen? Tutti quanti? Siete sicuri di questo? Se Gesù tornasse adesso, cosa succederebbe? Sei proprio sicuro della tua salvezza? Sei convinto proprio? Rifaccio la domanda. Non dico siete, non parlo ad ognuno di voi. Sei proprio sicuro della tua salvezza? Hai questa certezza che ti brucia sul cuore? Amen? E deve essere così. Ah, non sono degno. Non siamo proprio, nessuno è. Nessuno è degno della salvezza. Se siamo salvati è perché Gesù l'ha conquistata nella croce. Ed è questo che ci dà questa certezza. I miei peccati sono stati pagati nella croce. Il mio debito era impagabile. Gesù lo ha pagato con il suo sangue. Il sacrificio perfetto nella croce è stato il suo. E i nostri peccati sono stati non rimandati, non tamponati. I nostri peccati sono stati cancellati. Alleluia. Amen. E lo Spirito Santo di Dio testifica nel nostro cuore che noi possiamo fare un grande coro. E lo Spirito Santo di Dio testifica ai nostri cuori che noi siamo figli di Dio.
Allora cambiamo questo, mettiamo nel personale, no? Che io sono figlio di Dio e lo Spirito Santo testifica al mio cuore che io sono figlio di Dio. Amen. E noi dobbiamo credere in questo. Non è per i miei meriti, Gesù ha pagato il prezzo, allora io sono salvato. Ma perché sei salvato? Perché sono salvato, perché Gesù ha pagato il prezzo, perché Gesù mi ha guarito, Gesù mi ha liberato, le catene del peccato sono state spezzate. Amen. Alleluia, così è. Così è. Ed è questo che tante volte noi diventiamo dei credenti egoisti. Intanto io sono salvato. Se tu non vai in cielo, il problema è tuo. È vero o no? Quegli uomini hanno fatto una cosa molto bella. Loro non stavano cercando riconoscimento, loro non stavano cercando la fama, anche se sono diventati famosi perché il loro fatto è venuto per tutta la storia. No? E gloria a Dio per la vita di quegli uomini. Loro non stavano cercando niente. Erano uomini umili che hanno amato quello paralitico. Si sono interessati per il loro problema. E magari è un po' così che noi in quanto Chiesa dobbiamo comportarci, noi dobbiamo interessarci per il problema degli altri. Noi dobbiamo guardare la loro vita, dobbiamo provare una compassione per loro e dobbiamo dedicare del tempo in preghiera per loro. Perché tante volte, sai in cosa la Chiesa sbaglia oggi? Prima, la Chiesa ha paura di parlare, soprattutto nella realtà che noi abbiamo qui in Italia. Come noi siamo pochissimi, no? Io stavo guardando ieri le statistiche. In Italia noi siamo 58 milioni 900 e passa mila abitanti, no? E di credenti protestanti, noi entriamo in questa linea, no? Ne abbiamo 620.000. Ne abbiamo 620.000 in Italia. La parte più grande è della ADI, che loro hanno 100 passa chiese, no? E allora un bel percentuale è della ADI, di questo qua, ma rientra dentro Valdese e tante altre chiese rientrano in questo conteggio lì, no? Questo vuol dire che noi siamo 1,025% più o meno della popolazione, non arriviamo neanche a 2% della popolazione italiana. E allora io sono andato a vedere cosa caratteristica una nazione non raggiunta del Vangelo. Una popolazione che sia sotto il 2% di credenti convertiti a Gesù. E allora, siccome noi siamo in Italia, è un paese ricco, primo mondo, no? È un paese, è una nazione sviluppata, no? Noi non entriamo, non mettono l'Italia come un paese non raggiunto dal Vangelo. Perché siccome è un paese di maggioranza cattolica, tengono come raggiunto, ma in verità, penso che magari la maggioranza di voi avete già provato questa esperienza, no? Se magari entrate nel discorso di religione, no? E qualcuno ti domanda, ma tu cosa sei? Tu dici, io sono cristiano, loro capiscono che sei un cattolico. È vero o no? Perché? Perché l'Italia è una nazione di maggioranza cristiana. Ma se tu vai allo specifico e dici che io sono un cristiano evangelico, devi spiegare cosa sei, perché loro non sanno cos'è un cristiano evangelico. Devi spiegare cosa sei. Perché? Perché è una realtà. No? Come Mariana ha detto pochi giorni fa, noi siamo stati chiamati da una consigliera del sindaco uscente, no?
perché lei voleva conoscere la nostra realtà, perché è qualcosa che era venuta a galla e lei non sapeva cos'era. Allora lei ha radunato un po' di pastori per sapere cosa sono questi cristiani evangelici. Perché? Perché è una realtà che l'Italia sta iniziando a conoscere adesso. Una cosa bella che ho visto nella statistica è che era scritto là che sta in, come si può dire, in continua crescita. E gloria a Dio per questo. Anche se lentamente la Chiesa si sta muovendo, i numeri stanno crescendo, ma ragazzi, è troppo poco. Chi di voi vuole vedere Gesù tornando? Maranata, ora vieni Signore Gesù. No, ma chi di voi vuole morire? Nessuno, vero? Neanche io. Diciamo sempre, no? Prima o poi, chi sia poi, mai prima, no? Poi succederà, mai prima, poi, no? Ma noi vogliamo che Gesù torni, no? Perché? Perché ho voglia di andare in cielo. Signore, voglio andare a vivere con te, ma quando andremo in comunità, tutti insieme, no? Oppure quando sarò lì sui 90-95 anni, più o meno, no? In modo che io possa essere sfruttato al massimo, no? Per predicare la tua parola. È questo il desiderio del mio cuore. E allora noi dobbiamo desiderare questo. Ma noi non possiamo desiderare questo solo per noi. E come stavo dicendo, magari il nostro sbaglio è la paura di uscirne fuori, di parlare di Gesù, è la paura di essere discriminato magari. Magari tu che sei italiano, essere considerato un strano nella tua nazione, perché intanto tu pratichi una religione un po' diversa di quello che loro conoscono. Noi che siamo stranieri, essere dati da estranei, perché intanto, ma cos'è questa cosa che voi state portando in Italia? Che discorso è questo di cristiano evangelico? Cos'è sta roba? No? Ma sapete, fratelli, che noi abbiamo autorità nel nome di Gesù. La sua parola dice che Lui ci ha dato un spirito di coraggio. Lui ci ha dato audacia per predicare la parola. E noi non possiamo tirarci indietro. È una missione che è stata consegnata nelle nostre mani. E allora impariamo da questi uomini. Gesù, come abbiamo detto all'inizio, sempre predicava la parola. Lui non perdeva mai l'opportunità di predicare la parola, no? Lui ci ha detto in Marco 16,15: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Noi non possiamo scegliere a quelli a cui predicare. Noi non possiamo avere un pubblico seletto. Questa chiamata non è solo per i pastori, questa chiamata non è solo per i ministri, non è solo per i cantanti, non è solo per la leadership della Chiesa. Questa parola è per tutta la Chiesa. Guarda la persona che è a fianco a te, guarda negli occhi così e di a questa persona: tu sei stato chiamato a dare dei frutti che rimangano. Ripeti con fede: tu sei stato chiamato a dare dei frutti che rimangano. Amen. Noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Pastore Fabio settimana scorsa ha detto una cosa molto interessante qui. Lui ha detto: se uno non è sazio di Dio, sarà sazio di un'altra cosa. Chi si ricorda di questa frase? Se uno non è sazio di Dio, sarà sazio di un'altra cosa. Amen. Qual è la cosa migliore per idratare? Noi sappiamo di questo, vero? Il mondo sta bevendo Coca-Cola. E noi sappiamo che questo è dannoso. Voi che bevete la Coca-Cola, state attenti. No, non sto facendo pubblicità contro la Coca-Cola qui.
Ma è solo un paragone, no? Noi abbiamo l'acqua della vita, l'acqua che guarisce, l'acqua che restaura, no? Noi abbiamo l'acqua che fa scorrere una fontana per la vita eterna. Gesù ha detto questo alla donna samaritana: voi non avrete mai sete se bevete di questa acqua che io posso darti, no? Alleluia! Noi abbiamo conosciuto, abbiamo bevuto quest'acqua, abbiamo provato che l'acqua è buona, e noi lasceremo che il mondo continui a bere la Coca-Cola, continui ad ammalarsi con l'eccesso di zucchero, con i problemi che la Coca-Cola porta. Ma intanto io ho l'acqua viva a casa mia, allora loro che si arrangiano. Noi non possiamo essere egoisti così. Noi dobbiamo portare l'acqua viva a loro, noi dobbiamo far capire a loro. È facile? No. Perché? Perché la Coca-Cola magari è più bella, è più gustosa dell'acqua. È giusto o no? Quando fa caldo, 42 gradi, cosa preferisce bere? Un copo di coca ghiacciata o un bicchiere d'acqua? Solo tu, sorella. Guarda che un copo di Coca-Cola fresca va molto bene. Nicola è d'accordo con me? Acqua frizzante con ghiaccio e limone. No. A volte è difficile dimostrare al mondo che il peccato è buono ma fa male. Ah, ma il peccato non è buono. Se il peccato non fosse buono, nessuno peccava. È vero o no? Ah, il peccato non è buono. No, il peccato è buono. Non dico che fa bene. Lasciamo chiara la cosa. Non sto dicendo che il peccato fa bene, ma il peccato è buono, il peccato è attrattivo. Il peccato tira le persone. Perché? Perché Satana dipinge il peccato come se fosse una cosa molto bella, ed è questo che tira l'attenzione delle persone, no? E allora, siccome noi non prendiamo la nostra posizione, non assumiamo la nostra identità in quanto cristiani, loro cominciano a vedere e hanno detto: ma guarda, questi qua non prendono una posizione, allora resto così come sono, no? Amen. Allora noi dobbiamo avere più coraggio. Prendiamo il nostro paralitico e portiamo davanti a Gesù. Chi è il nostro paralitico? Il mondo. Il mondo è il nostro paralitico. Il mondo si trova in situazione di paralisi. Si può dire così? Il mondo si trova in situazione di paralisi. Perché? Perché è impossibilitato di andare da Gesù da solo. Il mondo non riesce ad andare da Gesù da solo. Il mondo da solo non capisce questo. E la parola ci dice questo. Perché noi dipendiamo di una rivelazione dallo Spirito Santo. Noi dipendiamo di una rivelazione dallo Spirito Santo per capire l'opera della croce. Perché? Perché è pazzia quello. La Bibbia dice che quello è pazzia per il mondo. Sì o no? Allora se tu dici che un Salvatore è venuto, no? Che un Salvatore è venuto per salvarci, loro crederanno in quello che credono i giudei. E stiamo aspettando uno che venga per sedersi sul trono e regnare e cambiare la situazione del mondo. E arriverà. Ma non è Gesù. Gesù è già venuto, ha già compiuto l'opera della salvezza per la nostra vita. Ma loro non capiscono. Gesù ha detto: guarda che io vado dal Padre, perché se io non vado non potrò mai inviare quello uguale a me. E lui, cosa lui farà? E convincerà. Lo Spirito Santo convincerà. Non siamo noi che convinciamo con i nostri argomenti, con la nostra eloquenza. Non siamo noi che andiamo là e usiamo le parole giuste. No, è lo Spirito Santo che ci usa per convincere queste persone che Gesù Cristo è l'unica strada che porta a Dio. E allora il mondo
è paralizzato là fuori. Il mondo sta morendo là fuori. Il mondo non conosce la via del Signore e se non siamo noi a posizionarci in quanto figli di Dio e portare la parola a loro, loro non conosceranno mai questa parola. Ma se noi siamo intimiditi del mondo, se noi ci tiriamo indietro perché abbiamo paura di quello che loro diranno, noi resteremo dentro della Chiesa. Qualche volta viene uno, riceve Gesù qui, qualche volta viene un altro, e noi andiamo avanti così, crescendo 5, 10 all'anno magari, pian pianello, pian pianello. Non è per questo che noi siamo stati chiamati. Noi siamo stati chiamati proprio per cambiare la situazione. Noi siamo stati chiamati per impattare questa nazione. Noi siamo stati chiamati per impattare il Veneto. Il Signore ci ha messi qui in quanto Chiesa, e è qui che noi dobbiamo lavorare, e è qui che noi dobbiamo fare la differenza, è qui che noi dobbiamo dare frutti. È qui che noi dobbiamo lavorare e è qui che noi dobbiamo dare frutti. Amen. Guarda che non è peccato dire amen. No, io capisco che voi siete d'accordo con me. Amen. Il paralitico è il mondo. Geremia 13:23 dice così: può un cosita cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? Sì o no? Non siamo convinti? Può un cosita, mi sono dimenticato, è un etiope, la traduzione di cosita. Può un etiope cambiare la sua pelle o un leopardo tutti sanno cos'è, no? Le sue macchie? Sì o no? Quando questo sarà possibile, no? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potete fare il bene. Noi siamo cattivi di natura, siamo corrotti dal peccato. Gloria a Dio che Dio ha messo il cuore di qualcuno che ha pregato e predicato per noi e per questo noi siamo qui. Amen. Siamo stati salvati perché qualcuno ha pagato il prezzo. Siamo stati salvati perché qualcuno ha dedicato del tempo a pregare per noi, a predicare per noi, a discepolare ognuno di noi, a predicare il Vangelo per uno di noi. Lo Spirito Santo ci ha lavorati e noi siamo qui perché qualcuno ha parlato, qualcuno ha pregato. Amen. Prima Giovanni 5,19, Giovanni dice così: noi sappiamo che noi siamo da Dio. Amen. E che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto il mondo giace su il potere del maligno. È interessante che questa parola giace significa letteralmente essere steso. Essere posizionato. Tranquilli. Perché loro non sanno che sono là. Loro non sanno che sono là. Non capiscono questa cosa. Dipendono di una rivelazione dello Spirito Santo. Perché vai per strada, domanda a qualcuno: tu quando morirai andrai in cielo o all'inferno? Cosa ti risponderanno? Io me ne andrò in cielo. Sì, perché ho già provato a domandare e sono sicuri che andranno in cielo. Nessuno vuole andare all'inferno. C'è qualche pazzo lì che dice: guarda che l'inferno mi aspetta. Non sai cosa ti aspetti là, per questo stai dicendo che vuoi andare là. No? Che Dio abbia misericordia e che possa cambiare questa mentalità. No? Chiedono l'inferno perché non sanno cos'è. Non sanno cos'è, che è un posto di sofferenza, no? È un posto di tristezza, è un posto di oppressione. Un pastore diceva: noi dobbiamo predicare che l'inferno esiste e che il fuoco continua acceso.
Magari la gente comincia a pensare che l'inferno sta diventando più confortevole, che hanno messo l'aria condizionata là. Perché magari la gente comincia a pensare, guarda che l'inferno non è tenebroso come dicevano. Dai, che l'inferno non è così male. No, il cielo è buono, ma l'inferno non è così male. Dai, possiamo farci anche un pensiero. Io no, io voglio andare in cielo. Perché io so cosa il Signore ha preparato per me. Amen. A dire il vero, io non so, perché la nostra mente non riesce a raggiungere quello che il Signore ha preparato per noi. Io so che è buono e io so che io sarò molto sorpreso quando arriverò lì, no? Ma intanto ci sarò. Amen. E allora questo giace dell'originale dice letteralmente essere steso, giacere, essere posizionato, essere tranquillo lì, no? Come una cosa che è buona. Perché? Perché tu non sai che quella cosa non è buona fino a che qualcuno non ti apre gli occhi. E allora noi dobbiamo posizionarci e dobbiamo prendere il mondo e dobbiamo portare lì. La Chiesa invece sono i 4 uomini. La Chiesa sono questi 4 uomini. Magari possiamo imparare da loro tante cose. Magari noi siamo quelli che veniamo in chiesa soltanto cercando i nostri benefici. Magari noi siamo quelli che abbiamo imparato a vedere Gesù come quello che noi portiamo da Lui il nostro listino delle spese e Lui ci dà quello che noi abbiamo bisogno. Magari noi abbiamo imparato da Lui che Lui deve darci e noi non ci prendiamo neanche del tempo per adorarlo nelle nostre preghiere. L'esempio di preghiera che Gesù Cristo ci ha dato, come Lui inizia la sua preghiera? Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Cosa Lui ci sta insegnando? Che la nostra preghiera deve iniziare sempre con l'adorazione, che noi dobbiamo dedicare del tempo all'adorazione. E magari anche se noi non abbiamo tempo per chiedere, Lui sa già le parole prima che escano dalla nostra bocca, ma noi dobbiamo dedicare del tempo in preghiera adorando il Signore, innalzando il suo nome, contemplando la sua gloria, stando in silenzio nella sua presenza, contemplando la grandezza della sua potenza. Magari noi abbiamo capito male questi dettagli. Magari noi abbiamo capito male come servire il Signore, come gradire il cuore del Signore. Vi siete mai domandati qual è il dolore del cuore di Gesù? Qual è il dolore del cuore di Gesù? È vedere la sua creazione andando all'inferno. Tu sei preoccupato con il dolore del cuore di Gesù? La Chiesa ha bisogno di prendere posizione. Noi dobbiamo uscire dall'attivismo. Noi dobbiamo fermarci un po' e allinearci alla volontà del Signore. Noi dobbiamo capire bene quello che il Signore ha per ognuno di noi e tutti noi abbiamo una chiamata. Tutti noi abbiamo una chiamata. Non so se vi ricordate, è da tempo che io non parlo questo, no? Ma io dicevo sempre che non esiste la chiamata per riscaldare le sedie in chiesa. Non esiste questa chiamata. Ah, tu per cosa sei stato chiamato? Ah, io vado ogni domenica, riscaldo la sedia e torno a casa. Non esiste questa chiamata. Tutti noi siamo stati chiamati con un proposito, glorificare il nome del Signore Gesù e spargere la sua parola. Il discepolato di mercoledì sta andando alla grande, gloria a Dio. E noi crediamo che usciranno di lì dei missionari, persone che sapranno parlare di Gesù, persone che si posizioneranno in quanto figli di Dio.
Amen. Persone che prenderanno la sua posizione e che non si smuoveranno davanti alle difficoltà. Questi uomini hanno preso il paralitico e loro sono andati alla casa di Pietro, no? Suppostamente era la casa di Pietro, no? E quando sono arrivati lì, la Bibbia ci racconta che c'era tanta gente che loro non riuscivano neanche ad arrivare alla porta. Magari se fossimo noi, abbiamo già detto, mi dispiace, ci abbiamo provato, non sarà questa volta. Dai, lo riportiamo a casa. C'è tanta gente. Magari domenica prossima arriviamo un po' prima. Lasciamo stare. Sì o no? Perché siamo sempre stanchi. Siamo sempre stanchi. Siamo sempre pieni di impegni. Non abbiamo mai tempo da dedicare a qualcuno che ne ha bisogno. Guardate, guardiamo la nostra vita. È vero o no? È vero o no? Siamo sempre troppo impegnati, abbiamo sempre troppo lavoro, abbiamo sempre troppe riunioni, abbiamo sempre troppe cose da pensare, abbiamo sempre troppe bollette, questo è vero, troppe bollette da pagare, e allora abbiamo sempre la testa piena, così, no? E noi finiamo per non dedicare del tempo, allora per, come potrei dire, disincarico di coscienza. Allora, per alleggerire la coscienza, no? Noi prendiamo il nostro paralitico e dai, dobbiamo fare qualcosa. Dai, prendi là, dai, proviamo. La casa di Pietro è ancora là. Stai vedendo là? È pieno di gente. No, dai, portiamo a casa. La nostra parte noi abbiamo fatto. Ci abbiamo provato. No. Dai, magari un'altra volta. Intanto adesso io sono a posto. È vero o no? Qui non succede mai, no? Noi stiamo lasciando il nostro paralitico per strada. Io credo in una chiesa che si posiziona. Io credo in una chiesa che quando si ferma a pregare insieme, allineata, nello stesso proposito le cose succedono. Io credo davvero in questo. Nell'unzione collettiva, nella preghiera concorde, no? Matteo 18, 19, magari qualcuno mi dirà, no, ma questo non è il contesto e tutto quanto. Io so che non è il contesto, no? Sto isolando un versetto del contesto, ma il versetto ci dà questa possibilità. Matteo 18, 19. E in verità vi dico anche che se 2 di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, allora questo qualsiasi mi dà la possibilità di usare questo versetto per altre cose, no? Quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Se io sto pregando, ti chiamo e tu ti metti insieme a me e noi iniziamo a clamare per una situazione, Dio cambia quella situazione. E se noi siamo in 3, meglio ancora. Se noi siamo in 5, 10, 20, meglio ancora. Perché? Perché noi possiamo muovere il cielo con la nostra preghiera. E io credo, ma credo con tutte le mie forze in questa cosa. Per questo ho detto all'inizio che la Chiesa non sa la forza che ha. Perché la Chiesa è disunita. Ognuno prega per sé e magari qualcuno prega per gli altri. Ma noi non ci fermiamo a pregare insieme per gli stessi propositi. Non siamo allineati. Nelle riunioni di preghiera non viene nessuno. È il culto più importante, ma non viene nessuno. Siamo troppo impegnati, siamo troppo stanchi, lavoriamo troppo, e questo troppo, e quello troppo, e quell'altro troppo, e quell'altro troppo. E giovedì siamo sempre 4-5. E io credo
in una chiesa chi può fare la differenza. Infatti questo è il tema della predica di oggi. Chiamati per fare la differenza. Noi siamo stati chiamati per cambiare la temperatura, per cambiare mi è sfuggita la parola, l'atmosfera nel posto in cui noi viviamo. Se voi guardate la storia della Chiesa, ci sono uomini che si sono posizionati da solo in preghiera e hanno cambiato una nazione. Allora voi potete immaginare la potenza che ha la preghiera di una Chiesa che si posiziona insieme. Pietro, quando è stato portato in carcere, nella casa di Maria, madre di João Marcos, loro si sono riuniti a pregare per la vita di Pietro, perché Pietro era in carcere. No? E la parola dice che loro erano in fervide preghiere. Era notte fonda, loro stavano intercedendo per la vita di Pietro. E cosa è successo? Chi si ricorda della storia? L'angelo è venuto là. Oh, Pietro, Pietro, alzati, dai, forza. Metti i tuoi vestiti, metti i calzari che noi dobbiamo andare via. E Pietro, dormendo così, dice, la storia racconta, no? Che lui pensava di avere una visione. E lui si è accorto quando era già fuori. Lui andava camminando insieme all'angelo e la porta si apriva davanti a lui così, miracolosamente. Perché? Perché c'era una chiesa che stava unita intercedendo per lui, in fervide preghiere. La mia traduzione usa proprio questo termine, in fervide preghiere. Allora, è questo che cerco di dire. Quando la chiesa si posiziona, noi tocchiamo il mondo spirituale e noi cambiamo l'atmosfera. I politici sono importanti? Sono importanti. E io credo che Dio li metti là. Io credo in tutto questo. Ma io credo in una chiesa che si posiziona, che quando inizia a pregare e a digiunare, la prostituzione sminuisce, lo spaccio di droga sminuisce, la criminalità sminuisce, i problemi vanno via, la corruzione sminuisce. Perché? Perché lo Spirito Santo comincia ad agire, i principati e potestà sono detronati. La cosa cambia quando la Chiesa si posiziona, e magari è questo che sta mancando a noi in quanto Chiesa qui nel Veneto. Manca la nostra posizione in quanto figli di Dio, riconoscere l'autorità che ci è stata data. Voi credete questo insieme a me? È facile? Non è facile. Quante volte noi facevamo le nostre campagne di preghiera? Chi si ricorda? L'orologio di preghiera che noi pregavamo 24 su 24 tutto il mese. Dobbiamo rifarla. No? Ma sembrava che crollava tutto. È vero o no? Erano problemi dappertutto. E cosa vuol dire questo? Che noi stiamo stuzzicando l'inferno. Noi stiamo stuzzicando l'inferno. È quando la Chiesa si posiziona. Perché ad ogni azione di Dio c'è una reazione dell'inferno. E noi sappiamo di questo. Ma noi non possiamo essere toccati. Non possiamo essere toccati. Perché? Perché noi siamo sotto la guardia di Gesù. Amen. È facile? Non è facile. È la nostra missione? Sì, è la nostra missione. E allora preghiamo che il Signore ci dia strategie per farlo.
pieghiamo le nostre ginocchia davanti al Signore, chiediamo, Signore, dacci strategia per toccare il cuore delle persone che sono accanto a noi. Paolo, parlando ai Corinzi, lui dice così, 1 Corinzi 9:22, per chiudere, lui dice così: con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvare ad ogni modo alcuni. Se noi iniziamo, il Signore ci darà le strategie, il Signore ci darà i mezzi per farlo. Amen. Alziamoti in piedi. Tu sei un missionario. Tu sei un predicatore della parola del Signore. Ah, ma io non sono stato preparato per questo. La donna samaritana è stata preparata? Lei è uscita gridando: quell'uomo ha detto tutto che ho fatto io, quell'uomo ha detto tutto che ho fatto io, quell'uomo ha detto tutto che ho fatto io. E lei ha guadagnato una città. E abbiamo dentro della parola tanti altri esempi. Se voi leggete il capitolo 1, parla di un lebbroso che Gesù lo guarisce e lo avverte: non sta a dire a nessuno quello che è successo a te. E subito dopo dice: e lui uscito parlava a tutti quanti quello che era successo. Perché è impossibile trattenere le cose che il Signore sta facendo nella nostra vita. È impossibile trattenere, vedere qualcuno al tuo fianco che è in sofferenza per la stessa situazione che tu hai vissuto e sei stato guarito da Gesù Cristo, sei stato accolto da Gesù Cristo. È impossibile non condividere con la persona a fianco a te quello che Dio ha fatto nella tua vita. È troppo egoismo questo. È troppo egoismo. Noi dobbiamo pregare che questo amore inizi a bruciare nei nostri cuori. Amore per le anime, amore per le anime. Io voglio amare le anime, io voglio dedicarmi alle anime, io voglio predicare il tuo Vangelo. Non so come predicare, ma che il Signore possa parlare attraverso di me. Eccomi qua, manda me. Mettiti disponibile e tu vedrai quello che lo Spirito Santo farà attraverso di te. Anche tu ti stupirai. Wow! Non credevo che io potevo parlare di Gesù in questo modo. Hai visto cosa ho detto a quella persona lì? Caspita, da dove è uscito? È uscito dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo fa così. Lo Spirito Santo ha bisogno soltanto di persone che siano disponibili. Noi siamo i 4 uomini. La Chiesa è paralitica, il mondo è paralitico e noi dobbiamo andare lì e prendere questo mondo e portare davanti a Gesù, in modo che la parola di Gesù entri nel loro cuore e loro siano toccati e cambiati dalla sua parola. Perché? Perché è la sua parola che cambia, non è la nostra parola che cambia. Amen. Prendi la persona che è a fianco a te lì, il tuo marito, la tua moglie, la persona che tu conosci o la persona che tu non conosci, non importa, e comincia a pregare per questa persona adesso. Prega per questa persona, proclama sulla vita di questa persona adesso. Fa il Signore: alza un missionario, alza un missionario, dà un cuore missionario alla mia sorella, dà un cuore missionario al mio fratello. Comincia a pregare, comincia a pregare, comincia a profetizzare, comincia a parlare: Signore, dà un cuore missionario al mio fratello, dà un cuore missionario alla mia sorella. Signore, muovi questo cuore, fa bruciare nel cuore della mia sorella, del mio fratello, un amore per le anime. Chiudi i tuoi occhi, comincia a pregare con autorità: Signore, dà un cuore missionario alla mia sorella, dà un cuore missionario al mio fratello. Che il suo cuore inizi a bruciare di amore per le anime. Apri gli occhi, dà una visione ampia, dai strategie.
Metti nel suo cuore le persone che lui deve pregare, le persone che lui deve intercedere. Nel nome di Gesù io prego, Signore, per una chiesa missionaria. Io prego, Signore, per una chiesa che si posiziona nella tua presenza. Io prego, Signore, per una chiesa che non sia indifferente, Signore, alla situazione di questo mondo. Io prego, Signore, per una chiesa che sia mossa dal tuo Spirito Santo a predicare la tua parola a tempo e fuori tempo. Noi abbiamo bisogno, Signore, di persone che predicano il tuo Evangelo. Noi abbiamo bisogno di una chiesa che si posizioni, di una chiesa che sa cos'è nella tua presenza, di una chiesa che si lascia guidare, che si lascia usare, Signore. Allora dà autorità, togli la paura, togli la timidezza, Signore, nel nome di Gesù. Togli gli ostacoli, togli l'attivismo, Signore, togli la idolatria, togli, Signore, ogni cosa che ha un impedimento perché la tua chiesa si posizioni in quanto missionaria in questa regione. Tu ci hai piantati qui, allora usaci, Signore, nel Veneto. Noi vogliamo il Veneto ai tuoi piedi, noi vogliamo il Veneto ai tuoi piedi, noi vogliamo vedere la tua parola sparsa, Signore, in questa regione. Noi vogliamo vedere la tua chiesa in generale, Signore, si posizionando e pregando, intercedendo per questa nazione, per un cambiamento. Noi vogliamo vedere, Signore, cambiata, Signore, l'atmosfera sul Veneto. Noi vogliamo vedere meno prostituzione, noi vogliamo vedere meno sfaccio di droghe, noi vogliamo vedere meno problemi, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù siano detronati principati e potestà dell'incredulità che agisce, Signore, su questa regione. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, che la tua chiesa si posizioni e predichi il Vangelo a tempo e fuori tempo. Dacci una visione ampia, dacci strategie per raggiungere il cuore, Signore, degli italiani, degli stranieri, dei musulmani. Noi rivendichiamo questi cuori alla tua presenza. Tu sei morto anche per loro, il prezzo è già stato pagato per loro. E allora noi chiediamo salvezza per questo popolo, noi chiediamo salvezza, Signore, per queste persone, nel nome di Gesù. Che i loro cuori siano toccati, che i loro cuori siano toccati, che loro si convertano. Spirito Santo lavora, Spirito Santo lavora in ogni cuore, nel nome di Gesù. Noi clamiamo per il Veneto, noi clamiamo per il governo del Veneto, noi clamiamo, Signore, per ogni sindaco, noi clamiamo, Signore, per ogni prefetto di ogni provincia, nel nome di Gesù. Noi consacriamo loro e chiediamo che sia tu, Signore, ad operare nella loro vita, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, e che la tua chiesa si alzi in autorità e potenza per predicare il tuo Vangelo in questa regione, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen, amen, alleluia. Amen. Siamo missionari, amen. Siamo missionari, amen. Allora vediamo a settembre che avremo la settimana missionaria. Verranno i missionari, no? Dal Canada, dagli Stati Uniti. Faremo una settimana di evangelismo in chiesa. Quindi iniziate a prenotarvi. Amen. Ci sono persone che chiedono ferie, ci sono persone che magari chiedono permessi, ci sono persone che non riescono ma vengono la sera. Noi dobbiamo muoverci. Amen. 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 Volevo ringraziare a tutti i nostri visitanti. Amen. Vi chiediamo scusa dell'ora avanzata. Inez, che è la cantante che è venuta qui, no? Di Holy Food, lei ha tutti i suoi gadget lì, ok, esposti, quindi potete, quando uscite, potete andare lì, vedere, comprare, acquistare, che anche questa è un'offerta sul regno di Dio, ok? Loro hanno magliette, un sacco di cose lì. I nostri avvisi, grazie a tutti voi visitanti, che Dio vi benedica tantissimo. I nostri avvisi, mercoledì abbiamo il discepolato, amen. Questa settimana iniziamo una nuova dispensa, amen. Gloria a Dio per questo. Questo venerdì abbiamo una serata di lode e adorazione a casa di Luca, lì a Veggiano. Se volete venire, è stata una benedizione, l'ultima che abbiamo fatto. Amen, siete tutti invitati. E noi abbiamo anche dall'8 all'11 agosto il Summer Camp per i nostri ragazzi dai 12 ai 18 anni. Amen, siamo già
no? Con alcuni iscritti, gloria a Dio per questo, qui della nostra chiesa. Genitori, incentivate i vostri figli ad avere la loro esperienza, amen? È una cosa bellissima, si divertiranno, ok? Faranno tante cose, è un posto dove ha la piscina, dove ci sono i giochi, ma c'è la presenza di Dio e avranno la loro esperienza con il Signore, ok? Quindi non fatevi, ma no, ma non so, perché magari non hanno amici. Noi abbiamo degli adulti della chiesa che saranno lì ad accompagnare loro. Ci sarà Andrea, ci saranno anche altri fratelli adulti, no? C'è Gabi, c'è suo marito, c'è Vittoria, che sono già adulti, che saranno lì. Quindi non vi preoccupate, i vostri figli saranno ben custoditi, amen? Portate loro. E anche quest'estate noi avremo il nostro battesimo, amen? Se tu hai già deciso per Gesù, amen, amen, amen. Se tu hai già deciso per Gesù, ma non ti sei ancora battezzato, vieni da noi, vieni da Daniel, vieni da me, ok? Noi faremo un corso prima del battesimo, in modo che voi capiate quello che state facendo, e poi noi saremo felici di vedervi scendere alle acque e diventare una nuova creatura in Gesù Cristo, amen? Quindi parlate con me e con Daniel, amen? Amen. Preghiamo, Signore, grazie di questo culto meraviglioso, grazie della tua presenza, della tua unzione, della tua bontà, benevolenza e grazie, Signore. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù che adesso tu possa portarci a casa in pace, in sicurezza. Noi preghiamo, Signore, che tu possa venire con noi in tutto quello che noi dobbiamo fare. Io consegno davanti a te i miei fratelli, Signore, tutto quello che devono fare questa settimana di lavoro, di esami, Signore, quelli che devono fare visite mediche, interventi, Signore, che tu possa andare davanti a loro in qualsiasi impresa devono affrontare e devono fare nel nome di Gesù. Signore, insegnaci ad essere le persone giuste accanto, Signore, a quelli che hanno bisogno, Signore. Tante volte, Signore, stamattina io parlavo questo con una sorella, tante volte noi chiediamo a te di metterci delle persone giuste accanto, ma ci dimentichiamo di chiederti di essere le persone giuste, Signore. Signore, la tua parola oggi ci ha confrontato. Allora, Signore, che noi siamo, Signore, la speranza di quelli che stanno, Signore, senza speranza, Signore. Nel nome di Gesù insegnaci, Signore, a gestire il nostro tempo, insegnaci, Signore, a fare la tua volontà. Così noi preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Andate in pace, che il Signore vi accompagni. Amen.